Amici di Bella Sicilia, questo è il filetto di suino nero dei Nebrodi con funghi porcini. Ed ora scopriremo tutte le fasi per la sua preparazione. Venite con me in cucina e vi mostreremo come si arriva a questo piatto. Oggi vi preparerò il filetto di maialino dei Nebrodi ai funghi porcini. Gli ingredienti sono i funghi porcini, trifolati con prezzemolo, aglio e olio d'oliva. Qui abbiamo un filettino di maialino dei Nebrodi che precedentemente ho pulito. Vedete, bello sistemato e pulito. Ora andiamo a dare una forma un po' rotonda. Caratteristica del maialino, i filetti sono molto piccoli, però essendo molto piccoli sono anche molto ma molto più buoni. La padella è pronta, andiamo ad adagiare il nostro filetto e lo lasciamo andare non meno di 5 minuti. La semplicità secondo me è quella che paga sempre. Vedete che già da questo lato ha fatto la prima crosticina. Ora andiamo a chiuderlo, a sigilarlo tutto il filetto. Questi sono i nostri funghi porcini. Un'altra girata. Vedete il colore che è uniforme. Questo passaggio qua è fatto solamente per sigillare la carne. Chi viene a Cesarò e non gusta un piatto del genere cosa si perde? Si perde tanto, si perde tanto. Questo è l'ultimo passaggio. Non ci provate a casa con le mani, perché vi stirate. Deve sigillare bene bene? Assolutamente. Questo è l'unico modo per mangiare la carne gustosa e succolenta. Bisogna girarlo quindi? Sì. Questo frutto di una grande esperienza. Lei da quanti anni è tra i fornelli? Ma 40 anni. Ne ho 63. Sì, anche più di 40 anni. Se da questa parte ancora non è pronto, lasciamo stare un altro paio di minuti. Mi aiuto col bordo della padella per tenerlo dritto, se no anche io mi uspiono. Perché non bisogna aggiungere l'olio in questa fase? Perché non c'è bisogno. Già il maialino, anche se il filetto già è molto grasso, se vado a mettere l'olio, lo vado a bagnare e poi significherebbe friggere la carne. Invece noi non la vogliamo fritta, noi la vogliamo solamente sigillata. Ora che il filetto è pronto lo lasciamo riposare sul tagliere, in modo che se ha da perdere un po' di liquido lo perde sul tagliere. Noi nel frattempo a padella calda andiamo a prendere i nostri funghi porcini e ora sì che mettiamo un goccio d'olio, un goccio di acqua di cottura e un po' di prezzemolino. Ok, penso che abbia riposato abbastanza il nostro filetto. Ed ora? Lo andiamo a tagliare. Se vedete, al centro è rosa, ma tutto intorno è tutto sigillato. Andiamo a fare la nostra porzione che è sempre generosa e andiamo ad adagiare il nostro filetto sui funghi porcini. Ok, scusate che io prendo un coperchio. Ok, mettiamo il nostro coperchio su, ora lo giriamo. Sono trascorsi i nostri 5 minuti, alziamo il coperchio e come vedete il filetto è già pronto e cotto. Ora andiamo a impiattare.
e ora facciamo una bella cascata di funghi porcini. Un po' di prezzemolino a finire, e con questo piatto le vostre papille gustative arriveranno al settimo cielo. Buongiorno, benvenuti a Cesarò, benvenuti all'Hotel dei Nebrodi. Un menù fortemente legato alla nostra tradizione, sia come materie prime, come prodotti che si producono, si raccolgono qui nelle nostre terre, nelle nostre campagne, e anche la modalità di preparazione, di cottura, il servizio è tutto che si rifà, insomma, rispecchia la nostra tradizione culinaria. Voi avete riportato in vita un luogo che è rimasto chiuso per tanti anni. Sì, abbiamo riaperto e stiamo provando a portarlo avanti, questo hotel, che è un hotel antico, che era chiuso da parecchio tempo, e l'abbiamo riaperto conservando appunto la tradizione, con degli ammodernamenti per, diciamo, metterlo al passo coi tempi, però non dimenticandoci mai quello che è stato il passato, sia nella struttura sia nella conduzione, insomma, di questo posto, di questa struttura ricettiva. Chi viene qui può visitare il paesaggio, la natura e soprattutto gustare poi il buon cibo, quindi un'esperienza indimenticabile. Sì, è un'esperienza variegata, si può scegliere di fare anche delle escursioni in quad, in fuoristrada, delle passeggiate a cavallo, delle escursioni in e-bike, questa è una novità, diciamo, degli ultimi tempi, oppure fare delle semplici passeggiate, ammirare il nostro paesaggio. La natura ci offre dei paesaggi meravigliosi, la nostra valle, a sinistra abbiamo l'Etna, alle nostre spalle abbiamo i boschi. Dietro all'hotel abbiamo i ruderi del Castello Colonna, che è il primo insediamento del nucleo dell'agglomerato urbano, quindi potete, insomma, spaziare e scegliere l'esperienza che più vi aggrada. Questo è il luogo dove tu sei nata e cresciuta, cosa rappresenta per te Cesarò? Allora, è il luogo dove sono nata, dove ho trascorso la mia infanzia e parte della mia giovinezza, poi sono stata fuori, però io appartengo all'1 per 1000 che è tornato nel suo paese, perché in genere si esce per lavoro, per motivi di studio e non si torna. Io invece sono tornata, ho costruito qui la mia famiglia con tanto amore e con tanta fatica pure, però cerco, insomma, di portare avanti appunto tutto quello che bello c'è nel mio paese. Grazie, ciao Giusy. Complimenti, grazie. A voi, grazie a voi. Al prossimo Grazie video. a voi. Non resta altro che chiudere con un buon bicchiere di vino locale. Quale augurio facciamo a tutti gli amici di Bella Sicilia Onda TV che hanno visto queste pietanze realizzate e questo fantastico scenario di Cesarò? Amici di Bella Sicilia, vi invito a venire a Cesarò, gustare i nostri piatti, ammirare i nostri paesaggi, respirare la nostra aria pulita, bere la nostra acqua, l'acqua dei nostri boschi, e vi accoglieremo a braccia aperte.